Amici bellini, lo avete chiesto a grande richiesta, insomma, era ovvio e non potevo mancare. Vi porto in pompa magna intervista allo Zoccolo Duro, il grande Luca, tifoso del Milan e grandissimo youtuber. E senza indugio andiamo a vedere un po' come sta questo Milan. Vi invito a scaricare OneFootball con il link in basso in descrizione. OneFootball ci comincia a dire che Leao è infortunato, ci comincia a dire che qualcuno suona la carica, ma anche che probabilmente recuperiamo Bakayoko. Quindi qualche notizia buona, qualcuna meno buona, ma senza dubbio cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vedete tutti. Amici bellini, lo avevate chiesto, mi avete chiesto approfondimenti ed eccolo qua, senza indugio lo presentiamo, è anche inutile presentarlo, da YouTube lo zoccolo duro, il grande Luca. Luca, come stai? Buonasera, buonasera a tutti i tuoi iscritti. Sto sempre bene, sono in bianco, sembro un medico qua. Sono in ospedale, in realtà sono in cucina, no? Giusto per dire, non è che sono in ospedale, però Va tutto bene, bene, tutto molto bene. io non Ci ho prepariamo messo alla grande sfida. Non ho messo la maglietta perché facciamo tutto al volo. Io ti ringrazio per aver accettato l'invito. So che gli impegni sono tanti. Apprezzo moltissimo. Ma ci mancherebbe, vengo volentieri da te. Allora, amico mio, prima domanda, visto che siamo alla fine di questa pausa delle nazionali, che ho sentito un po' in giro, non è amata dai più. Tu che ne pensi? Tu sei dei nostri che odi un pochino queste pause. No, più che altro è completamente inutile. Poi adesso sento parlare nazionale, grande nazionale, 21 risultati positivi, eccetera. Il problema è che all'interno di questa pandemia è un grosso rischio per tutti. È un grosso rischio per tutti e non so quanto poi può portare a livello economico questa nazionale. In ogni caso, se proprio la dovevi fare, no? Fai prima il campionato, finisci tutto il campionato e poi fai una cosa a parte, secondo me è anche più seguita. Cioè, se finisci il campionato e fai una Nation League a parte, è più seguita, non lo potevi fare perché poi c'è l'europeo, quindi cosa Esatto. fai? Un pre-europeo, non lo potevi fare. Prima non te lo facevano fare perché prima il campionato e quindi ce la ritroviamo in mezzo. Vabbè, ormai spero sia finita, ma non è finita. So che Non non è è finita. finita assolutamente, però almeno questa prima fase, questo primo blocco, che insomma, al di là di qualche soddisfazione, perché comunque è carino vedere l'Italia nelle prime quattro di questa Nation League, si porta appresso un pochino di defezioni, ora al di là del Covid, che magari uno lo può prendere anche quando scende sotto casa, però gli infortuni, quelli veri, mi riferisco da parte nostra Osimhen, leggo da parte vostra Leao, avete perso in nazionale. Ciao, guarda, ti do una notizia ultima che mi è arrivata, lesione al bicipite femorale, dovrebbe saltare, si dice 3-4 partite. In teoria è una lesione lieve, non è una lesione pesante, però secondo me saranno più di 3-4 partite, perché adesso si gioca ogni 3 giorni Esatto. e secondo me sono almeno 15 giorni. 15 giorni vuol dire 5 partite. Esattamente. E quindi, considerando questa defezione, e immagino che Leao era uno dei papabili titolari, noi lo guardavamo attentamente perché, sai, chi se lo marca, perché è uno che scatta e sfugge. Mi puoi ipotizzare una formazione che credi il Milan possa schierare domenica? Ma guarda, ti do la formazione quasi per certa. Ok, Allora, a parte che noi oltre Leao l'assenza più grave è che siamo senza allenatore, verrà Bonera. E assolutamente. sembra una cosa da niente, ma il problema non è tanto la domenica in panchina, che comunque fa, ma tutta la settimana il mister non ha potuto preparare la partita insieme ai giocatori. No, Esatto, perché non ci sono i giocatori, sono arrivati oggi, però non ha potuto preparare la partita, vedere i giocatori, farlo con i droni non è la stessa cosa, ovviamente. assolutamente. Quindi sicuramente è un'assenza, ma anche voi avete le vostre assenze, manca Osimhen, manca Ospina, se non sbaglio manca anche qualcun altro che non sta benissimo, bisogna capire come sta Bakayoko, eccetera. Quindi non ci saranno alibi, nel senso si gioca la partita e va bene così. Leao era in ballottaggio in realtà con Rebic Mm. per un posto da titolare, ma ti dico già che molto probabilmente non sarebbe partito titolare Leao, Ah, anche perché arrivava dalla nazionale e partirà titolare Rebic.
sicuramente, si è fatto 2 settimane, non è andato in Croazia, quindi si è fatto 2 settimane di preparazione, si è messo a posto, sarebbe partito comunque Rebic titolare. L'unica cosa è che Leao nel secondo tempo poteva essere quella carta, certo, che ti poteva cambiare pesantemente la partita, che non avremo. Abbiamo altre carte, abbiamo Auge, abbiamo Diaz, abbiamo Castillejo, che comunque ha completato, si spera, i suoi problemi fisici, quindi comunque qualche altra carta l'avremo. La formazione titolare è quella di sempre: Gigio Donnarumma in porta, Calabria a destra, Romagnoli e Kier centrali, a sinistra Teo Hernandez. Kessie Benasser, sì. i trequartisti saranno Çalhanoğlu, Rebic e Selemaker, e davanti gioca Zlatan Supremacy. Zlatan quasi che... per te. Vabbè, Zlatan ovviamente non è in discussione. Un giocatore che l'impatto... Io devo essere onesto, quando si è parlato di un ritorno di Zlatan in Italia, all'epoca che era ancora ai Los Angeles, e ovviamente esce sempre anche il nome del Napoli, ma perché i tifosi amano cliccare su notizie del genere. Anche se non c'è nessuna trattativa, il nome del Napoli... Magari Gattuso una chiamata gliel'ha fatta, che ne sai? Beh, con Osimhen non credo. Essendoci il rapporto, uno può fantasticare, ovviamente. Ibra ha sempre detto: se Gattuso mi chiama in guerra, io ci vado con lui, perché uno di quelle c'è il rapporto. Però io devo dire la verità, faccio il mea culpa. Guardando le partite di Ibra in America, ho detto: vabbè, sì, può fare qualche gol lì, ma anche lì non mi sembrava facesse la differenza. Forse anche psicologicamente non la prendeva alla grande, perché con chi... Giusto un po' di scaramucce con quell'altro, con il Messi, con Vela, c'era questa sorta di chi è il migliore in America, ma poi alla fine lo ritenevo a fine carriera. E invece torna in Italia. Che giocatore è oggi Ibra? Partiamo dal presupposto che lui in America ha fatto tipo 54 gol in 55 partite. Sì, Così. ma io non lo considero pregnante, No, perché il campionato, però ci sta. No, ok, però i numeri alla fine sono sempre numeri. Io ero super tranquillo su Ibra, primo perché sono suo fan da sempre, per me è il migliore della storia in campionato, cioè nessuno ha fatto come lui in campionato, che in 12 anni di carriera, 13 anni di carriera ha vinto 12 campionati. In tutti i campionati poi. In 4 nazioni diverse, con 7 squadre diverse, quindi su quello pochi dubbi. Ma soprattutto quello che mi lasciava senza dubbio, che lui non è un giocatore che viene per prendere lo stipendio. Cioè, nonostante il suo procuratore ovviamente cerchi sempre di ottenere il massimo del massimo, quello è uno che se tu lo metti in panchina 3 partite perché sta giocando male, alla quarta partita dice: guarda, se non c'è bisogno di me vado. Sì. Non è uno che rimane lì a prendere lo stipendio, capisci? Cioè, lui è uno con la mentalità che deve essere protagonista. Vero. Quindi io ero sicuro che veniva a fare il protagonista, altrimenti se ne sarebbe andato. Ma a parte non sarebbe neanche venuto, lui doveva venire un anno prima. È lui che non è voluto venire perché ha detto: non sono ancora pronto per poter venire a giocare in Serie A. E non è voluto venire lui, se no sarebbe arrivato già un anno prima. Quindi io su Zlatan assolutamente tranquillo. Non bisogna lasciargli troppa libertà, secondo me bisogna anche limitarlo un attimo, perché sennò poi strafà e si sente troppo onnipotente. Quindi ci vuole un equilibratore, penso che Pioli lo stia facendo molto bene, lui soprattutto si sta divertendo e ce lo stiamo godendo, dai, ce lo stiamo godendo. Adesso speriamo che non ci rovinate la festa domenica e di proseguire nel nostro sogno, nella nostra fantasia. Io tutti i giorni su Instagram faccio una telefonata alla Serie A e chiedo: ma siamo ancora primi? No, così, giusto per stuzzicare i miei haters che si divertono. Guarda, ci sta tutta, e io credo che in generale il campionato italiano aveva bisogno di un'aria un pochino diversa. Ora, a prescindere da chi si trova in testa alla classifica, stava diventando un pochino stancante, e credo gli stessi tifosi della Juve ne hanno abbastanza di dominare in campionato a prescindere, non è nemmeno allenante come per la tifoseria, quindi io ben venga insomma un po' di cambio al vertice. Più che altro non festeggiavano neanche più, esatto. Cioè, scusate, neanche lo festeggiavano più, si dovevano a maggio ad aprile iniziavano a cercare dei motivi per poter festeggiare, perché non ne avevano.
e molto spesso Tanto erano... gli interessa la E Champions. poi erano legati a un calo di rendimento dovuto anche alla mancanza di stimoli. Cioè abbiamo tutto sto vantaggio, perdiamo qualche partita. L'Inter, per esempio, arriva a un punto, ma perché loro hanno mollato una volta vinto. Chiaramente. Ovviamente. Senti, e tornando alla questione Ibra, io ho un'idea, non vedendo tutte le partite del Milan, io ho un'idea che abbia alzato anche il livello dei suoi compagni. Perché poi alla fine, l'anno scorso, bene o male, la squadra era quella. Post-Covid, il Milan comincia a macinare e anche giocatori che erano magari, non so se criticati dalla stampa o comunque dall'ambiente, oggi rendono il 110%. È vera questa sensazione? Guarda, in realtà, a differenza di quello che lascia intravedere nei social o comunque la sua immagine di divinità che vuole dare, no, all'esterno, Ibra è una persona molto intelligente. Per chi lo conosce, a parte che è un grandissimo imprenditore, lui c'ha un sacco Ah, di sì. imprese extra calcio e quelle se non hai la testa non le fai, no? Lui quando è arrivato al Milan, consapevole di com'era la situazione, perché lui non è che va in una situazione senza sapere com'è, lui è entrato molto umilmente nel Milan all'inizio, cioè non è che è arrivato dicendo adesso comando io Mm, e mi ascoltate a me, perché così sai benissimo che poi nessuno ti ascolta, cioè certo. l'essere leader è diverso dall'essere capo, no? È molto diverso. Prima devi dare l'esempio e gli altri seguono il tuo esempio. Quindi lui è entrato in maniera molto umile e poi pian piano, tassello dopo tassello, ha iniziato a mettere a posto le cose. Soprattutto lui cerca di capire le persone con cui sta parlando. Ci Sì. sono quelli a cui è giusto che puoi urlare, quelli invece a cui non devi urlare perché reagiscono in maniera diversa, no? Ma devi dare magari l'esempio. Quindi lui è stato molto bravo in questo, ha messo nella squadra una mentalità al sacrificio, che tanti la chiamano mentalità vincente, anche, però al sacrificio durante l'allenamento. Mm. Lui ha fatto capire che devi fare grossi sacrifici in allenamento per poi rendere la domenica durante la partita. Ha fissato subito gli obiettivi, che è una cosa che magari pochi fanno, però in realtà è molto importante mettersi un obiettivo e lavorare per raggiungere quell'obiettivo, perché lavori in maniera diversa. Poi, Giusto. ovviamente, i risultati l'hanno aiutato, perché quando tu vinci, vincere aiuta a vincere, è vero, è così, non c'è niente da fare, perché se tu perdi iniziano ad arrivare i problemi. Quello ha mal di pancia, quello si lamenta, quello di qua, quello di là, quello di su, quello di giù. Quindi finché la barca va lasciamola andare e vedremo. Mi sembra che anche Gattuso da voi abbia fatto un ottimo lavoro, da come vi aveva preso ha ricompattato, vi ha fatto tornare squadra, vi ha dato un'identità, un senso di appartenenza, mi sembra che comunque i giocatori lo seguono poi a manetta. Sì, è esattamente questo. Probabilmente i due personaggi, Ibrahimovic e Gattuso, possono essere comparati sotto questo punto di vista perché i giocatori si sono visti un personaggio passando dalla situazione Ancelotti, che tu da milanista insomma conosci bene dentro e fuori. Purtroppo Ancelotti si è dimostrato poco allenante anche a livello psicologico, nel senso che lasciava un po' troppo libertà ai giocatori e questa rosa, questa squadra, questi uomini, questi ragazzi hanno bisogno più di essere punzecchiati probabilmente. Se li lasci troppo liberi, una volta che vengono a mancare gli obiettivi, quelli palesi, quando il Napoli l'anno scorso perde il contatto con la vetta, si è smesso proprio di giocare, di impegnarsi e si dava meno di quelle che poi le potenzialità della squadra. Ma mi sembra molto strano perché Ancelotti ha fatto bene ovunque, sta facendo molto bene anche adesso all'Everton. Di solito, anzi, è sempre amato Sì, in qualunque spogliatoio lui è andato. Evidentemente ha trovato qualche problema. Poi sicuramente De Laurentiis non ha aiutato con la storia delle multe, ah sì, la vabbè, multa lì... è trovato in mezzo a due fuochi. Quindi diciamo che un po' è stata colpa di Ancelotti, un po' anche la società non l'ha forse aiutato. Sì, Magari lì è stato poi l'inizio della fine, perché poi è lì che ha perso credibilità poi il mister, è lì che ha perso poi credibilità Ancelotti e quindi poi da lì che è crollato tutto. Gattuso invece è arrivato mettendo subito le cose chiare, appoggiato anche dalla società. e poi Gattuso ha questo grandissimo punto a suo favore di non cercare mai l'alibi, di dire sempre
le cose come stanno e dice anche più di quello che gli chiedono. Io per questo adoro guardare le interviste a Gattuso, perché ti dà uno spunto in più che magari la banale domanda del giornalista non ti arriva, lui lo scavalca e ti dice no, io ho visto i giocatori che si sono fatti delle gran passeggiate in allenamento, se ne vanno non restano neanche a casa, se ne vanno in tribuna al freddo. E sinceramente io adoro, io difenderò Gattuso finché non impazzisce e non ci fa perdere lui le partite con qualche stupidaggine, perché il personaggio... Guarda, io adoro Gattuso uomo, è un uomo mio, cioè è un fratello per noi, cioè Certo. guai. Come allenatore, diciamo che al Milan non era pronto. Mm. Quando era al Milan non era ancora pronto, troppe lacune, aveva un'idea di gioco che però aveva troppi problemi. Cioè io mi ricordo era San Siro quando abbiamo fatto Milan-Lazio, abbiamo subito per 90 minuti la Lazio, per 90 minuti in catenaccio proprio a subirla, per poi prendere un gol in contropiede su calcio d'angolo nostro. Cioè io sono impazzito. Certo. Cioè lì già non ero innamorato, perché comunque non faceva un calcio bello, faceva un calcio brutto oggettivamente. Avevamo anche altra tipologia di giocatori. Ti dico, da quando l'ho visto al Napoli gli ho visto fare anche un bel calcio, l'ho visto anche giocare bene, gli ho visto fare anche delle belle partite. Infatti, secondo me, anche lui stesso si è evoluto, ha fatto degli step in avanti. Adesso vediamo quanto riesce a reggere quegli step, perché non vorrei che lui poi pian piano, tassello dopo tassello, porta sempre più indietro la squadra, sempre più indietro. I suoi numeri 9 fanno sempre fatica. Anche cosa ha fatto? Un gol, 2 gol. Sì, 2 gol finora e vabbè c'è stato un pochino un cambio anche di stile di gioco. L'anno scorso lui si è trovato costretto, visto le difficoltà enormi della squadra, si è messo 4-3-3 ma si è abbassato tanto come dicevi e ha capito che quel Napoli doveva affidarsi alle cose che conosceva meglio, studiato 3 anni con Sarri, quel gruppo storico. Ci mettiamo 4-3-3 ma un po' più bassi e se possiamo fare qualche ripartenza con i piccoletti si può fare. Quest'anno con l'arrivo di Osimhen si cambia dopo 2 partite e si vede un calcio un pochino più verticale, un pochino più diretto perché hai Lozano, hai Osimhen, hai Mertens dietro che li può ispirare ed ecco che stiamo vedendo qualcosa di diverso. Adesso, non avendo Osimhen, il dubbio che abbiamo noi è proprio questo, tornerà ad un 4-3-3 un pochino più bloccato oppure insisterà, perché ho visto che molto spesso insiste, è convinto di questo nuovo 4-2-3-1, anche Bakayoko aiuta probabilmente il modulo, voi Bakayoko lo conoscete bene, e pare possa essere recuperato perché la febbre è passata e adesso stiamo cercando di capire se recupera anche Ospina, notizia dell'ultimo ora. Se conosco Gattuso difficilmente mette un giocatore che non si è allenato bene, non al 100% titolare, poi magari lo può utilizzare in partite in corso, però Sì. penso che avete abbastanza giocatori lì da poter far giocare. Detto questo, secondo me gioca un 4-3-3, secondo me non gioca vecchio, secondo me non avendo Osimhen potrebbe virare su un 4-3-3, anche perché poi chi fai giocare Petagna nel 4-2-3-1, non lo so. Io ho l'idea che Gattuso poi alla fine farà un 4-3-3, vediamo. In ogni caso il Napoli è pericoloso comunque, anzi forse se fa un 4-2-3-1 ci godiamo tutti una partita un po' più spettacolare. Sì. Non vorrei fare un 4-3-3 un po' guardingo, anche perché giocate in casa voi, quindi spero di vedere almeno una bella partita. Una partita aperta, assolutamente. Senti Luca, io ti ringrazio, siamo già più o meno intorno ai 20 minuti, non ti trattengo oltre, che vinca il migliore e che sia una grande partita. Io il pari non firmo per il pari, però siamo allergici al pareggio e statisticamente la butto là, potrebbe anche uscire una partita spettacolare con un pareggio finale, tu che dici? Penso che sia il risultato più probabile, nemmeno io firmo per il pareggio ovviamente, perché poi sai la fame viene mangiando, siamo lì e voglio sognare, e spero di vedere una partita spettacolare. L'ultima volta lo vinciamo a Napoli, mi pare dal 2010, ultima volta è andato a segno Ibrahimovic, ultima volta abbiamo vinto lo scudetto, sai? Certo. Vabbè, ovviamente, ognuno faccia gli scongiuri anche da casa.
Grazie mille, andate tutti a seguire lo Zoccolo Duro, tra l'altro un nome geniale che ho adoro dal primo momento che l'ho visto, una cosa straordinaria. Il grande Luca, lo Zoccolo Duro, grazie mille, ci vedremo presto live da qualche parte. Buona partita a tutti e alla prossima, ciao ragazzi. Ciao amico mio. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.